Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Stanno per partire i partecipanti alla prima corsa. È la batteria dei cavalli più forti del trofeo Croce Rossa Italiana. 5 al via, l'1 Zardei Baba Michele Bechis, 2 Zaffiro Como Enrico Cuglini, 4 Creso Risaia TRGF Matteo Zaccherini, 5 Zeno del Ronco Matteo Angeloni, 6 Bluff dei Greppi Nicola Del Rosso. Favorito proprio Bluff dei Greppi, numero 6 dello schieramento. Autostart che prende velocità, si prepara al lancio. È velocissimo Bluff dei Greppi che cerca di scavalcare i due all'interno. Zardei Baba che rientra a Zaffiro Como e si installa al comando. Bluff dei Greppi subito al largo che va a chiedere strada e a metà della prima curva tende a prendere l'iniziativa. Se ne vanno 200 metri in 14 e mezzo. Bluff dei Greppi al comando su Zardei Baba, Zaffiro Como, Creso Risaia TRGF che muove subito allo scoperto, risale e si porta ai lati di Zardei Baba. 29,5 per il primo quarto di gara. Ricordiamo che i primi 4 classificati andranno poi in finale, renderanno 40 metri allo start, 44,9 i primi 600, con lo schema di gara che si è cristallizzato con Bluff dei Greppi al comando e poi Pariglie, Zardei Baba con accanto Creso Risaia, Zaffiro Como con accanto Zeno del Ronco. 59,4 per la metà gara. Si viaggia sul piede dell'1,14,2 con Bluff dei Greppi che mantiene buon ritmo all'avanguardia per far pesare il percorso esterno a Creso Risaia TRGF. Zardei Baba in scia al leader, poi Zaffiro Como. 1,14,3 i 1000 di gara. Non cambia nulla con Bluff dei Greppi che precede Zardei Baba, Creso Risaia al largo, Zaffiro Como con accanto Zeno del Ronco. 1,29 per i 1.200 di corsa, con Bluff che guida, Zar nella sua scia, Creso di fuori, Zeno del Ronco che viene in terza ruota a 300 metri dal palo. La piegata passata in 14,9 con Bluff dei Greppi al comando, Zardei Baba nella sua scia, largo Creso Risaia e Zeno del Ronco. Allunga Bluff dei Greppi che viene avvicinato da Zeno del Ronco. Bluff dei Greppi che vince su Zeno del Ronco che è secondo. Al terzo Zardei Baba, poi Creso Risaia TRGF. 1,13,6, tutto facile per Bluff dei Greppi. Nicola Del Rosso in salchi per Roberto Biagini. Nicola Del Rosso che è anche proprietario del figlio di Nesta F che in percorso di testa si disimpegna benissimo da favorito. Corre bene ed è buono ovviamente per la finale Zeno del Ronco. Alla corda appostato Zardei Baba prende il terzo, avanti a Creso Risaia TRGF.